Sigla nuova, colori nuovi, ospite vecchio, perché poi vi spiegherò perché dico ospite vecchio. Abbiamo con noi l'interista Forcolin. Non credo proprio. Buongiorno. Milanista. Juventino doc. Sul territorio. Perché la recente elezione del sindaco di Torre di Mostro e di Teglio Veneto, rispettivamente a presidente della conferenza dei sindaci del Veneto Orientale e presidente della sanità, ha irritato i sindaci del centro-sinistra? Perché i sindaci del centro-sinistra hanno un po' la memoria corta. Allora, quando nel 2007 c'era l'ultima elezione e loro Infatti, nel 2007 i sindaci di quali comuni sono stati eletti? Esatto, allora nel 2007 io sono diventato sindaco di Musile, loro avevano la maggioranza dei sindaci di centro-sinistra all'interno della conferenza, hanno eletto 2 sindaci di centro-sinistra, Portogruaro e Noventa di Piave, come presidenti della legge 16 della sanità, avevano i numeri per farlo. Oggi che i numeri sono a favore del centrodestra e nominiamo uno del PDL e uno della Lega, Paludetto, questo non va più bene perché ci deve essere comunque la dimostrazione di equità delle parti, quindi la memoria corta è sempre nelle menti del centro-sinistra.